Oggi è stato inaugurato dall'amministrazione Giordani il nuovo sottopasso che collega via Bezzecca a via Montà, evitando il traffico ferroviario. Ma andiamo a scoprire meglio quest'opera. Partendo da zona Montà verso il centro, troviamo subito una rotatoria che ci immette dopo l'area della PS verso la nuova infrastruttura. Qui sulla destra troviamo la fermata dell'autobus, spostata rispetto alla precedente e dotata di area di sosta e pensilina. Ma entriamo ora nel cuore dell'infrastruttura. 2 corsie, una per direzione, un marciapiede a livello strada e una pista ciclopedonale sopraelevata. 3 i ponti che troviamo. Il primo è della nuova via Peano insieme al binario di congiunzione tra le linee Padova-Bologna e Padova-Vicenza. Il secondo ponte, leggermente rialzato rispetto agli altri due, è la congiunzione ferroviaria tra Padova-Campomarte e Vigo d'Arzere, linea che non ha mai intralciato il traffico padovano poiché è collocata sopra ad un ponte. Il terzo e ultimo ponte che incontriamo nel sottopasso appartiene alla trafficatissima linea Padova-Bologna, quella che costringeva a fermarsi gli automobilisti anche per mezz'ora. Nell'ultimo tratto che costeggia il nuovo centro acquisti troviamo 2 rotatorie, una di accesso al centro stesso, mentre la seconda è quella che ci immette su via Pilade Bronzetti. Il sottopasso è illuminato con luce LED e nella parte superiore vi sono collocati alcuni tubi con le utenze. Spiscia Channel News, Padova.